Benvenuti dietro le quinte in questa puntata per Trame contemporanee, la prima nazionale di A me m'ha rovinato la guerra, con Arianna Gambaccini e Michele Cipriani. Per Jazz a Corte a Palazzo delle Arti Beltrani, Antonio Faraò Trio. Trame contemporanee, prima assoluta di una PS scritta da Arianna Gambaccini che abbiamo qui e si intitola A me m'ha rovinato la guerra. Benissimo, sentiamo subito di che si tratta. È uno spettacolo che vuole essere un omaggio al mondo dell'avanspettacolo, che era un tipo di arte performativa che si faceva soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale e si chiama avant perché si faceva avanti lo spettacolo, cioè si faceva prima che venisse proiettato il film nel cinema. Ed era un mondo meraviglioso in cui l'attore era protagonista, se istrionico, e doveva accaparrarsi in tutto e per tutto l'attenzione del pubblico, che era anch'esso protagonista di quello spettacolo. Senza pubblico non c'era scambio alcuno. Passiamo a Michele Cipriani. Che ruolo hai in tutto questo discorso? Io interpreto un personaggio che si richiama a una figura particolare, che è la figura di mio nonno, perché questo testo, tra le altre cose, oltre ad essere un omaggio, come diceva giustamente Arianna, al mondo dell'avanspettacolo, è un po' un omaggio alla mia famiglia. Mio nonno era un attore di avanspettacolo, faceva la rivista, ha lavorato con i fratelli Maggio, con Pietro Di Vico, con grandi attori napoletani, e io durante il periodo della pandemia, mentre ero lì un po' in difficoltà come tutti quanti coloro che fanno il nostro mestiere, ed ero lì che non sapevo cosa fare, a casa dei miei genitori vedevo le sue locandine con su scritto spettacolo chiuso, rimandato per bombardamento, perché durante la seconda guerra mondiale ovviamente i teatri cominciarono a chiudere. E allora così mi è venuta l'idea che queste due esperienze, quella di mio nonno e quella che stavamo facendo noi, avessero in qualche modo un collegamento. Infatti questo spettacolo parla anche della condizione dell'attore, no? di come fa l'attore a sopravvivere, come fa la bellezza, l'arte a sopravvivere quando la vita entra a gamba tesa, la realtà entra a gamba tesa nella vita e anche nell'arte, insomma. Questo spettacolo omaggia l'avanspettacolo e quindi il varietà. Che ne pensate invece del teatro contemporaneo oggi? Ma il teatro di una volta adesso c'è, oppure il varietà è morto oggi? Diciamo che c'è un'altra varietà. Io credo che la parola teatro accomuni tutto, non possa avere vicino un aggettivo per definire un tipo specifico di spettacolo. Credo che sia cambiato il varietà, credo che il pubblico decreti ancora quello che può o non può piacere, e credo che la cosa che è cambiata, credo che sia cambiato l'affluenza. Prima esisteva il teatro, non c'era televisione, la televisione era poca, c'era la radio e non c'erano i social. Ecco, adesso i social hanno portato avanti una forma nuova di varietà, anche per questo dai social escono tanti nuovi attori, anche nuovi comici. Non lo so, il teatro è sempre esistito, diciamo che esistono nuovi metodi, quello che piace a noi è incontrare il pubblico dal vivo. A me m'ha rovinato la guerra, il racconto delle vite parallele degli artisti di ieri e di oggi, il racconto di due anime alle prese con due guerre diverse, accomunate dallo stesso trauma, il vuoto e il fallimento. È l'omaggio al mondo dell'avanspettacolo che ha saputo trasformare la sofferenza e la fame in una risata collettiva, popolare e liberatoria. È un racconto che, passando per macchiette, sketch e canzoni d'autore, la dimostrazione che i propri sogni occorre realizzarli senza mai diventarne schiavi e che il potere della bellezza è qualcosa che va al di là anche della morte. E a questo proposito parliamo del pezzo che preferite di questo spettacolo e che secondo voi emoziona particolarmente il pubblico. Il mio pezzo preferito in questo spettacolo, ce ne sono tanti, ma è una macchietta, perché noi, appunto, dedicando questo spettacolo all'avanspettacolo, facciamo soprattutto quello che facevano gli attori dell'epoca, quindi sketch, macchiette. La macchietta, come sapete, è una forma particolare di canzone napoletana molto comica, e una di queste macchiette, che si chiama I Giochi e Prestige, ci
sta questo mago scalcagnato che cerca di fare dei giochi di prestigio con delle cose, un coniglio, un tarallo, ma gli vengono rubati dalla sua famiglia che ha fame, quindi si rubano queste cose per mangiare e lui non sa come fare i suoi giochi di prestigio ed è disperato per questo. Ecco, penso che sia una cosa che con divertimento descrive molto bene qual era la condizione dell'epoca. È difficile, secondo te, dirigere se stessi? Perché tu sei attrice, ma anche regista, nonché drammaturga. Come si fa? Non lo so, nel senso che quando scrivo con l'immagine di quello che dovrebbe essere fatto sulla scena, l'immagine delle luci, l'immagine, quello che sento, che si stanno dicendo i personaggi. Dico sempre come guardare all'interno di un acquario dove ci sono delle cose che succedono e io descrivo quello che succede. Sulla scena diventa un pochino più difficile perché bisogna avere una coscienza amplificata per cui guardarsi da di fuori e vedere quello che si sta facendo. È difficile ma non impossibile. E adesso parliamo invece di lei come regista. Com'è come regista? È molto esigente, ma è una regista molto sensibile, lavora molto sui personaggi. Noi abbiamo costruito lo spettacolo basandoci molto sulla relazione che i nostri due personaggi hanno, perché siamo soltanto due in scena, quindi è fondamentale che questa relazione venga fuori nel modo migliore possibile. Abbiamo una nostra metodologia di studio, di lavoro, che approfondisce molto il testo, il pensiero dietro le battute, e lei in questo è molto brava nel dirigere, nel dare l'input giusto per capire se la battuta ha veramente un pensiero dietro oppure se l'attore in quel momento per vari motivi ci passa su, insomma, senza pensarci abbastanza. È molto stimolante, facciamo finta che non sente perché però è molto brava. Uno spettacolo che attinge alla storia familiare di Michele Cipriani, nipote dell'omonimo attore di avant spettacolo tra gli anni 30 e 40 del secolo scorso, scritturato dalla compagnia di rivista del capocomico Arturo Vetrani, in cui si trovò a condividere il palco con i fratelli Maggio, Pietro De Vico e tanti altri. Qualcuno dice che nel nostro nome c'è il nostro destino, non so se è vero, dichiara Cipriani. Quel che so è che ci sono 3 cose che mi legano al mio progenitore: la professione, il nome e in qualche modo la guerra. Voi lavorate da tempo insieme. Che cosa ti ha spinto a lavorare con Michele? Allora, noi non lavoriamo da tempo insieme, noi da tempo condividiamo le speranze, il futuro e l'affitto, nel senso che siamo una coppia. So Una che qualità attoriale. Michele è l'attore che io vorrei essere se fossi un uomo. E quindi per me la sua qualità migliore è che è della qualità, secondo me, dei grandi comici, e che è sempre un passo dalla lacrima. E dopo questo lavoro, che cosa vi piacerebbe mettere in scena? Abbiamo qualche altro progetto in testa che ci sta frullando, un bel monologo di Stevenson, Il diavolo nella bottiglia, di cui Arianna sta per curare la drammaturgia. E poi abbiamo anche dei progetti ognuno per conto nostro, perché appunto siamo una coppia, ci piace tantissimo lavorare insieme, però poi abbiamo anche dei progetti individuali, insomma. Grazie mille di essere stati con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Pubblico di Dietro le Quinte, venite davanti, venite a teatro, andate a teatro a vedere qualsiasi cosa che sia bella, che non vi piaccia, qualsiasi cosa, riappropriatevi del vostro posto fra le sedute. Il teatro è bello perché è dal vivo e non c'è nessuna protezione di schermo. Se vedete questo programma significa che già, diciamo così, il colera, la malattia del teatro vi ha un po' infettato. Ecco, continuate appunto a coltivarla questa malattia che non fa male, una delle poche malattie che non fa male, qualche volta fa soffrire un po', però sempre una sofferenza bella, è una sofferenza buona, vitale. Grazie di seguire il teatro, questa trasmissione, grazie di tutto e speriamo di vederci presto da qualche parte. Ciao! Per Jazz a Corte a Palazzo delle Arti Beltrani, Antonio Faraò Trio. Pianista e compositore Antonio Faraò si è guadagnato un posto tra i grandi nomi del jazz internazionale contemporaneo. Il suo stile è fin da subito riconoscibile: eccellente padronanza strumentale, ardente carica emozionale, fertile vena compositiva, sensazionale senso ritmico e raffinatezza comunicativa sono le sue maggiori peculiarità. Palazzo Beltrani, Jazz a Corte, siamo qui con Antonio Faraò Trio. Raccontaci subito del tuo ultimo CD. Allora,
Il mio ultimo CD, ho suonato qualche brano stasera tratto dal mio ultimo Tender, appunto, ma il mio ultimo CD l'ho registrato, nuovo CD, l'ho registrato con John Patitucci al contrabbasso e Jeff Ballard alla batteria, è uscito per Criss Cross Record, che è un'etichetta, una tra le più importanti, insomma, della scena jazz mondiale, quindi insomma, è stato un grande piacere per me registrare per questa etichetta, con questi musicisti oltretutto, quindi è uscito il 14 giugno, quindi si trova su tutte le piattaforme, anche il CD fisico ovviamente, faranno anche il vinile. Però questo tu l'hai registrato a Parigi, giusto? L'hai registrato a Parigi quanto tempo fa? Un anno fa l'ho registrato. No, così in ritardo in Italia con la musica. Non è in Italia, questa etichetta tra l'altro è danese, quindi insomma anzi olandese. Ci sono delle tempistiche ovviamente, quindi magari ci saranno altre uscite di dischi, quindi insomma è uscito adesso. Meglio tardi. Adesso parliamo ci hai fatto ascoltare qualcosa di molto bello. Qual è il brano più emozionante secondo te di questo CD? Sono tutti belli ovviamente per te che li hai composti. Come parlare male di uno dei figli che hai, insomma non puoi dire che uno è meglio dell'altro. I brani io ci ho sempre messo la stessa intensità, insomma, quando suono, quando compongo, quindi è bello vario il disco, perché poi tra l'altro questo CD è intitolato Tributes e sono tributi che ho fatto ad alcuni musicisti che purtroppo non ci sono più, con i quali ho collaborato negli anni e avevo un rapporto insomma artistico e proprio fraterno con questi musicisti, quindi ci sono tipo Didier Lockwood, Michel Petrucciani, McCoy Tyner, insomma Wayne Shorter, insomma c'è vari artisti ai quali ho dedicato dei brani. Insomma, a proposito di questo, qual è l'artista che ti ha regalato di più, che non dimenticherai mai? Ce ne sono tanti, ma anche viventi ovviamente, ce ne sono tanti, elencarli tutti, ma uno di quelli è Benny Golson, che purtroppo adesso non sta suonando più perché ha 95 anni, però lui mi ha dato tanto dal punto di vista artistico e umano, quindi insomma lui, come anche Herbie Hancock, che ovviamente che per me insomma, è uno dei miei padri nel piano jazz, e poi anche McCoy Tyner ovviamente. Adesso tra l'altro partirò per un tour la settimana prossima con un quintetto, si chiama McCoy Tyner Legends, ed è un tributo appunto a McCoy Tyner, suoniamo tutta la sua musica, quindi, ed è partito questo progetto dal figlio di McCoy Tyner, quindi sono l'unico italiano e bianco nella band, insomma, quindi insomma, ma come dicono molti, Black Inside. Tu sei l'unico italiano, giusto, che ha uno stile americano. Qual è il segreto? Ma non c'è segreto, io sono cresciuto in una famiglia dove si ascoltava tendenzialmente jazz, quindi Benny Goodman, Count Basie, Ella Fitzgerald. Io tra l'altro a 6 anni ho avuto la grande fortuna di assistere a un concerto al Teatro Lirico di Milano nel 71, c'era la big band di Count Basie con Ella Fitzgerald, quindi insomma da un punto di vista sono stato anche fortunato, però non è mai detto che poi ti piaccia questa musica, io ce l'avevo proprio nel sangue, quindi ho sviluppato questa parte. Esatto. Se non avessi fatto il pianista, che cosa faresti oggi? Bah, guarda, io da piccolo io ho fatto anche judo, tra l'altro, sport, volevo fare l'istruttore di judo, volevo fare l'odontotecnico, insomma c'erano diversi progetti che poi, voglio dire, alla fine ha vinto la musica. E grazie mille di essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ok, amici di Dietro le Quinte, mi raccomando, seguite sempre i concerti jazz che comunque danno grandi vibrazioni, quindi insomma vi aspetto anche ai miei prossimi concerti. Grazie. E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.